Ore 13, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, il giovedì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. Abbiamo scelto un tema caldo come facciamo spesso qui a ore 13, vi ricordo lo 0422 1626 798 per intervenire in diretta, vi ricordo che da titolo lo vedete discutiamo della legge Fornero, quindi è nel contratto di governo, più volte sono arrivati appelli proprio dalla CGIL per modifiche in materia e questo cambiamento dovrebbe avvenire. Abbiamo discusso spesso di come l'orizzonte sia quello della quota 100, ora vi ricordiamo quali sono i problemi, quali potrebbero essere gli scenari. Saluto e ringrazio subito Luisa Dal Brollo, SPCGIL Pensionati di Treviso, buongiorno, bentrovata Luisa, e Lorenzo Zanata, sempre SPCGIL di Treviso. Stiamo aspettando il segretario Paolino Barbiero che sapete come bollino a quello del ritardo, quindi sta arrivando, questa volta abbiamo messo un blocco di polizia all'esterno di Antena 3, quindi ha una scusa diciamo per arrivare in ritardo, c'è una manifestazione. Allora Zanata, intanto ricordatevi appunto il numero di telefono per intervenire in diretta, è scritto qui, quali potrebbero essere le modifiche poi per arrivare ovviamente alla quota 100? Allora io partirei dicendo questo: dal 2012, cioè dalla legge di riforma fatta alla fine del 2011, ci sono state molte modifiche alla legge della Fornero, che tra l'altro appare sistematicamente in tutte le reti televisive nazionali. Una principalmente, quindi, diciamo. È ospite fissa di martedì, quindi vabbè. In maniera particolare. Però adesso va anche dalla... Vabbè, perché continua a sostenere che la sua è la riforma migliore, d'altronde applicata, a dire il vero, poi non pienamente, c'è una parte che manca, quella che riguarda i parlamentari, l'abbiamo sempre detto, no? In caso strano non riguarda loro, però vabbè. Ma comunque, perché spesso ho detto che è invidiata quella riforma, che tiene i conti in ordine, no? Sono quelle cose che hanno fatto arrabbiare anche nel dibattito, che però... Sicuramente i conti li tiene in ordine, però dal 2012 ad oggi ci sono state tante modifiche e le modifiche hanno portato ad alcuni aggiustamenti che altrimenti non potevano più restare su come le aveva pensati la Fornero. Tanto per dirne alcuni, ad esempio dal 2012 al 2017, quindi l'anno scorso, abbiamo avuto ben 8 salvaguardie, cioè di persone che sono circa 153.000 in tutto il territorio nazionale, che sono uscite con le norme precedenti alla Fornero. Quindi ci sono state delle deroghe, ci sono state delle leggere modifiche alla legge originale e comunque è andata non in maniera radicale a dire questo è e questo dovrà restare. Ma non solo. Poi ogni legge di stabilità dal 2012 in poi ha avuto un intervento sul sistema previdenziale. Ad esempio, nel 2012, con la stabilità del 2013, è stata modificata la norma e che prevedeva la possibilità di cumulare tutti i contributi che uno aveva maturato in vita. Nel 2013 ci sono stati altri interventi, uno di questi riguardava tra l'altro la rivalutazione delle pensioni. Sì. Eravamo con Presidente del Consiglio Letta, sì, prima che cambiasse orientamento, e là la perequazione è cambiata dal sistema orizzontale al sistema verticale, cioè quell'importo di perequazione veniva dato in maniera su tutta la pensione e non a blocchi. Ma poi è intervenuta una modifica
con contributo di solidarietà delle pensioni d'oro. Esattamente. Che poi è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Aspetti un attimo Zanatta, telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Allora, volevo dire questo, modifiche o non modifiche. Aspetti che non abbiamo sentito, mi sa che abbiamo perso un pezzo. Pronto? È caduta la linea? No, no. Ah, ecco, Penso dica, io. perché per una parte non l'abbiamo sentita. Dica pure. Allora, a parte modifiche del Fornero, No, non sentiamo. Niente, se ci Pronto? sta chiamando da un cellulare, noi non riusciamo a sentirla, provi a spostarsi e ci richiami, che vediamo di ascoltarla in maniera io la più... sento bene. Lo so, immagino. La Provi? sento bene, molto bene. Pronto, mi sente Ecco. bene? Faccia la domanda, la prego, in una frase, perché sennò non riusciamo a capirci. La domanda è veloce, via modifiche, via legge Fornero, un cittadino. La frase è: quando uno ha lavorato 41 anni di contributi, stop, va in pensione, non apre chiedere finanziamenti a 60 anni in banca per avere un tuo diritto di pensione o praticamente stupidaggini del genere. Cioè io a 60 anni vado in banca a chiedere un prestito per avere la pensione. In E anticipo. questa gente qui è una cosa assurda. Poi cominciamo a fare delle leggi retroattive a tutti i politici che da 40 anni praticamente non hanno versato un anno di contributi, dopo 5 anni sono andati in pensione. Sa quanti centinaia di milioni di euro recuperiamo? Certo, sa qual è il problema, però toccare i diritti acquisiti, dopodiché sappiamo che si è fatto sulle pensioni... si cambia la legge, ma si cambia la legge del diritto acquisito. E dopodiché viene giudicato incostituzionale, quello è il problema. Vabbè, allora andiamo tutti in piazza e ci facciamo valere i nostri diritti, perché uno ha lavorato 41 anni e ha diritto a avere la sua pensione, ok? Certo. Che ci siano i soldi o non ci siano i soldi non è un problema del cittadino. Allora lo Stato andrà a vendere quello che deve vendere, come nel caso dell'Enasarco, degli agenti di commercio, e sappiamo benissimo cosa è successo, che ci sono migliaia di agenti di commercio arrabbiati perché forse i contributi in Enasarco faranno cumulo all'INPS e quindi prenderanno niente. Certo. Grazie, arrivederci. Grazie, buongiorno. Allora, intanto salutiamo Paolino Barbiero, adesso facciamo vedere, sistemiamo anche la telecamera. Grazie mille a Roberto Durigon. Paolino Barbiero, buongiorno, ben trovato. I corridori. Era il corridore, avevo ragione, Allora, no? sì. Quindi è arrivato in bicicletta. Solo che c'era un gruppo staccato e l'altro indietro di 3 minuti, quindi alla fine hanno bloccato tutto, c'era la coda fino a Treviso. Vabbè. Quindi è rimasto tra i corridori. Vabbè, allora, era interessante questa telefonata secondo me, perché è chiaro che c'è la rabbia nei confronti poi della politica, di certi privilegi, questo l'abbiamo sempre detto, raccontato anche nei nostri telegiornali. Però dice, ma signori miei, non possiamo fare una cosa semplice, 41 anni di contributi, vado in pensione, cos'è questa cosa, Ape Social, Ape, opzione donna, cioè, che senso hanno questi sistemi studiati per agevolare però alcuni contribuenti, no, rispetto ad altri, alcuni lavoratori? Certo. Come lo spieghiamo? Era una fase di compromesso che permetteva l'accesso rispetto alle situazioni create nel tempo, create particolarmente dalla Fornero, dalla speranza di vita, che non è una roba sua, ma insomma, e quindi di fatto tutto ci portava ad arrivare ad una conclusione comunque intermedia. Sui 41 anni siamo d'accordissimo anche noi, infatti diciamo, e l'avevamo detto in sede ministeriale, che tutte queste operazioni dovevano poi portare a due conclusioni: ridurre la pensione di anzianità a 41 e arrivare a una scelta diversa rispetto alla combinazione tra età e anzianità. E l'ultimo aggancio che dovevamo prendere al volo era quella riferita ai giovani, perché i giovani sono quelli che sono purtroppo condannati ad una situazione del contributivo, Certo. con un contributivo che rispetto al PIL dà delle aliquote percentuali continuamente in discesa. Barbiero, che andrà probabilmente in pensione tra il 2019 e il 2020,
con 44 anni e contributi. Con 44 anni di contributi avrà il periodo 2012, 2019, 2020 con una quota più bassa rispetto a quello che va entro il 2018 e rispetto a quello che è andato nel 2015, perché i coefficienti sono subordinati alla crescita del PIL. Certo. E quindi tutto il meccanismo è da risistemare, ma non da annullare, è impossibile annullare. Quindi tutto il disegno che stiamo portando avanti adesso è quello di ricostruire quel tessuto che ci permette di raggiungere una... Allora, pubblicità, poi torniamo in diretta, vi aspettiamo. Ho buttato l'occhio su un articolo, cos'è che dice lì? Pensione più leggera nel 2019? Sì, Italia Oggi questo? Appunto per riagganciare. No, è il 24, sì. Sì. Per i coefficienti Che dicevamo prima, quello che il ragionamento che faceva poco fa in base all'adeguamento alla crescita del paese. Certo. Quindi. Allora, 0422 1626 798, quindi annullare, sistemare, cambiare... tagliando, passare a quota 100, insomma il governo dice che si passerà a quota 100. Dobbiamo, come si dice, declinare gli slogan in contenuti e vedere cosa c'è dentro, perché lo slogan che è scritto anche nel contratto Lega 5 Stelle dice stop alla legge Fornero. Stop è un termine ben preciso, ok? Cioè, uno deve fermare la legge Fornero. Ora invece dalle prime indiscrezioni che escono dai giornali, dove sotto lo stop hanno cominciato a scrivere un po' come si vuole fare questo stop, si leggono delle cose interessanti e altre su cui bisogna prestare attenzione. Nel senso, dicono che si può andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere da età, che va bene perché è una richiesta che facciamo anche noi. Il punto è che se adesso con 42 anni e 10 mesi ci vai con certo rendimento perché il calcolo viene fatto sulla retribuzione negli ultimi 10 anni e ti lasciano andare con 41 ma il calcolo te lo fanno sui contributi versati, è chiaro che uno sa che può andare un anno e mezzo prima ma avrà il 20% in meno di pensione, ok? Quindi bisogna guardare se c'è qualche trucco alla fine, perché i governi precedenti non hanno mai raccolto la nostra proposta di fissare l'asticella a 41 anni in modo secco, ma hanno fatto l'APE precoce, l'APE social e tutto quello che ci va dietro, per un effetto di numeri e costi, perché se io faccio 41 anni potrebbero essere centinaia e migliaia le persone che vanno tra quelle che ancora adesso hanno cominciato a lavorare all'epoca prima dei 18 anni. Okay? Se invece introduco elementi come APE social per i disoccupati o APE precoci per chi ha cominciato a lavorare giovane e ha perso il lavoro o per chi assiste familiari a carico, riduco la platea e spendo meno e quindi ho la copertura, come si dice, economica. Quindi non è a vantaggio dei cittadini allora? In questo caso, se fanno i 41 anni, che tra l'altro non sono 41 ma hanno già detto 41 anni e 6 mesi, quindi siamo già a 6 mesi più in là, e poi dicono bisogna che ci siano tutti i contributi versati e non ci siano contributi figurativi, ricordo a tutti che i contributi figurativi sono il militare, sono la maternità, sono la cassa integrazione, sono tutte quelle, diciamo, coperture, e se andiamo a guardare uno in 41 anni che lavora, che non abbia mai avuto un periodo dove ha utilizzato contributi figurativi, sono pochi, li devi contare su una dita alla mano, quindi per questo effetto alla fine dicono facciamo un'operazione dove sul piano dell'immagine si torna a 41 anni e 6 mesi, ma sul piano pratico non c'è niente di più di quello che c'è con l'APE social, per capirsi. Andiamo a quota 100. Quota 100 dice, vabbè, io faccio quota 100, ma come? C'è prima un sbarramento, cioè non puoi farlo se non hai più di 64 anni. Quindi devi avere a 64 anni. È chiaro che 64 anni è un po' meglio dei 67 di adesso, ok? Ma è anche chiaro che se poi il calcolo che ti fanno anche qui dei 36 anni di contributi versati non è più calcolato sul retributivo ma sul contributivo, la pensione si abbassa. Allora il punto qual è? Chi gli manca 2 anni per andare in pensione e lavora, secondo voi va in pensione 2 anni prima rimettendoci il 30% se può continuare a lavorare? No, Il punto è che questo riguarda quelli che invece sono disoccupati e non hanno scelte alternative.
E per le scelte alternative appunto c'è l'APE social e l'APE precoce. Quello che chiediamo noi invece è molto semplice: stabiliamo l'asticella per andare in pensione a 62 anni. Riformiamo 62? 62, sì, 62/63, perché c'è già una norma oggi che prevede di andare in pensione con 63 anni. Chiaro? La norma fatta dal governo, mi pare, non mi ricordo quale, ma un po' di anni fa, stabilisce che col sistema contributivo puoi andare in pensione a partire da 63 anni, poi collegato all'attesa di vita. Quindi qua non stanno inventando niente di nuovo, stanno girando le tre carte. Mentre invece la cosa molto semplice da fare è: si stabilisce che sono 63 anni, bene, si stabilisce che è il contributivo, siccome il contributivo vale anche per l'opzione donna, siccome il contributivo vale anche per i miei figli, per i vostri nipoti o quello che sarà, bisogna modificare, come diceva Renzo bene prima, i coefficienti di calcolo della pensione e bloccare l'attesa di vita, perché anche qua aumenta l'attesa di vita, ma aumenta come? Cioè un conto è che uno viva fino a 80 anni perché sta bene, un conto è che uno viva fino a 87 e magari ne passa 7 in casa di riposo e dei mobili in una carrozzella, quindi bisogna guardare tutti questi fattori. Allora anche qui io penso che, siccome adesso non è più tempo di propaganda, Di Maio, che ha le 2 deleghe, deve aprire un tavolo col sindacato che non faccia l'errore di Monti e la Fornero, di fare in fretta e furia le cose e, come si dice dalla mia parte, se fa peggio taccon che sbrego. Qui stiamo ragionando sulla pelle delle persone, sui destini delle persone, su quelle persone che avendo 41 anni e avendone 60 restano senza pensione e senza lavoro, perché dall'altra parte dovrebbero aspettare... Cioè, qual è il problema? Che si rischia di fare degli esodati, creare, diciamo, un'area di esodati anche con questo intervento? Si rischia, se questi interventi non sono calibrati correttamente e non sono fatti in modo uniforme, intanto che crei ancora ulteriori disuguaglianze e in più che lasci dei vuoti normativi in cui molte persone rischiano di essere incastrate. Allora, di per sé dire quota 100 è una cosa positiva, dire 41 anni è una cosa positiva, però se andiamo a vedere come, bisogna stare attenti, e abbiamo già visto che sempre dalle prime indiscrezioni sui giornali, ok, qualche trucchetto c'è, per un motivo molto semplice, perché se lo fanno secco ci vogliono tanti e tanti miliardi. Anche lo facessero, comunque noi come sindacato dobbiamo presidiare queste scelte, perché bisogna vedere i tanti e tanti miliardi dove li vanno a prendere, perché se poi li vanno a prendere toccando le pensioni di chi è in pensione e non dei parlamentari o dei ricconi, di chi ha lavorato a 40 anni, perché tra le righe c'è anche questa possibilità di ricalcolare le pensioni. Tu capisci che uno lavora a 40 anni, versa i contributi, li ha sempre versati regolarmente, magari si è costruito una pensione di 1.500-1.600 euro netti, gli vai ad abbassare quella perché secondo loro il calcolo è stato fatto in modo troppo eccessivo. Certo, perché poi quando toccano quelli, toccano 16 milioni di persone. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei e ai suoi ospiti, complimenti per la trasmissione. Grazie mille, prego. Io sono un dipendente, ho perso il lavoro un anno fa per problemi di salute, ho una certa invalidità, attualmente percepisco 450 euro dall'INAI, sono andato in rendita perché ho problemi seri di schiena. Sono stato licenziato, ho 35 anni di versamenti perché ho iniziato a 16, adesso sono ancora con la NASPI, però la NASPI tra 6 mesi viene a concludersi, perciò alla fine della NASPI ho 35 anni di versamento. Volevo capire dai suoi ospiti lì se mi conviene pagare volontario, se i cosi dell'INPS volontari valgono come i contributi se fossi a lavorare, perché mi trovo adesso con dei risparmi messi via, cioè devo pagare 8 anni di contributi, certo. Mi è arrivato dall'INPS che posso pagare volontario, sono circa 7.600 euro all'anno. Quanti anni ha? Possiamo chiederglielo? 50 anni. 50 anni, giovane. 50 anni, ho iniziato a 16, ho ancora 9 mesi di NASPI, finisco praticamente con 34 anni e 8 mesi di versamenti, insomma, pressappoco. Adesso non andiamo a calcolare il mese. Ecco, volevo capire, dato che ho dei piccoli risparmi messi via, perché sono in questa posizione qua, che sono stato licenziato, ho 450 euro dell'INAIL, ho il 34% di invalidità. Adesso, ecco. Le chiediamo, come si chiama? Quanta invalidità? Io Ernesto da Udine. Ernesto da Udine, Udine l'avevo capito. Quanta invalidità? La percentuale di invalidità le chiedono come dato. Adesso ho il 34, però adesso devo fare aggravamento perché ho fatto una risonanza magnetica, mi sono venute fuori altre 2 ernie discali. Ok, allora aspetti Ernesto. Ecco. Allora, signor Ernesto, a lei sì. Oggi conviene fare domanda di versamenti volontari. Valgono a tutti gli effetti come lavorasse
il versamento viene fatto al 33% della sua ultima retribuzione degli ultimi 12 mesi. Ho capito, ho capito. Poi, mi dica. mi scusi, sono deducibili se lei Sì. per esempio non lavora più ed è a carico della moglie, potrebbe Sì. avere le detrazioni, automaticamente sua moglie utilizza del suo reddito, se ha un reddito naturalmente, Sì. anche dei benefici di carattere fiscale. Ho capito. Poi Cioè, lei dice che mi conviene pagare. nella ecco, sua insomma. situazione conviene fare domanda. Quando riceve l'autorizzazione, che può anche retrocedere di 6 mesi rispetto alla data della domanda, Sì. lei si rivolge all'Inca di Udine, che conosco molte brave persone, e le daranno tutto il resto dei pareri. Tra l'altro tenga presente che potrebbe anche cominciare a ragionare, se la situazione rispetto al 34 è aggravata, di fare una domanda di assegno di invalidità INPS. Sì, l'ho già fatta quella, mi è stata respinta la prima volta, adesso ho fatto ricorso, speriamo seconda volta ho fatto la domanda di un assegno ordinario di invalidità. Ma soprattutto se c'è questo aggravamento possibile. Quindi Provi Diciamo che Ernesto, è sulla strada giusta. Sì, esatto, sì, al sì. patronato Inca, come diceva adesso Lorenzo Zanata, provi al patronato Inca di Udine. Perfetto. Va bene? Perfetto. Grazie, un abbraccio, buona giornata. Grazie. Allora vi ricordo 0422 1626 798, ci fermiamo ancora un minuto, poi ricominciamo con Luisa Dal Brollo. A tra poco. Ore 13, torniamo in diretta 0422 1626 798. Adesso vi dico, è arrivato un messaggio alla pagina Facebook di Antena 3, straordinari i nostri telespettatori. Silvana Vanzetto ha detto che passano i ciclisti dell'Adriatica Ionica Race, gara con squadre internazionali. Capito? Sì. Per cui ero in ritardo, stavolta c'aveva la scusa. Affidi bene, mettiamola così. Ho detto che c'era questa manifestazione, la vedevamo dalle finestre appunto. Allora, Luisa Dal Brollo, quindi... Tu hai Facebook sull'orologio adesso? sì, adesso ho riabilitato questo perché... Dopo ti racconto una barzelletta, ma Non lo possiamo dire in onda? Ah, ok. c'è anche l'orologio di mezzo. C'è l'americano che mostrava che schiacciando l'orologio gli veniva fuori un fax. Ah, E sì, l'italiano a un certo punto ha sentito, erano su una sauna, ha sentito dire bip bip bip, ha fatto così e ha detto Socemen, è arrivato un fax. Vabbè. Allora, Luisa Dal Brollo, in effetti lo ricordavamo anche l'altra sera, no? Tra gli interventi, e lo dirà poi stasera Alessandro Bisato in un intervento che avremo a 20 e 10, le cose fatte dal governo, tra queste c'è la 14ª negli ultimi tempi, no? Quella che arriva? No, fatta dal governo precedente. Precedente, sì, non questo. Addirittura governo Prodi. Comunque è 14ª o somma aggiuntiva, che è un intervento previdenziale che serve un po' a risarcire quei pensionati che hanno versato contributi durante la vita lavorativa e nel corso degli anni hanno visto perdere il valore della loro pensione. È corrisposta ai pensionati con età pari o superiore ai 64 anni e che non superino determinati limiti di reddito personale. Ecco, quindi abbiamo dei vecchi beneficiari di somma aggiuntiva di 14ª che il 2 luglio assieme a tutti gli altri si vedranno dei soldini. Ricordavo bene, no? Il 1° luglio, questa volta il 2 perché, certo, il 2 luglio perché il primo mi pare sia festivo, esatto. ecco. E quindi è una cosa, diciamo, un argomento riguarda tutte quelle pensioni che sono sotto i 13.000 euro. Di lordo, sì. Quindi una volta e mezzo il minimo, che adesso è di 507 mi pare. Ecco, questi reddito personale, quindi dovrebbe essere, mi pare che nel Veneto siano più di 200.000 i pensionati che ne godranno. Che prendono la 14ª, sì. Sono tanti, allora, poco meno di 200.000.
Quindi vuol dire che sono 200.000 persone che sì, prendono pochino parliamo del Veneto, di parliamo pensione. del La Veneto. 14esima Poi la telefonata da casa. non è tassata, è netta. È netta, Quindi sì. Allora, chi c'è a casa? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Niente, io volevo chiedere ai patronati CGIL, insomma, io ho finito la mobilità, entrerò in contribuzione volontaria, verrò ai 41 anni all'incirca più o meno nel 2019 a giugno. Posso sapere la mia barriera, diciamo, pensionistica dove arriva, insomma, ecco. Lui potrebbe fare 41 anni. Allora, forse abbiamo bisogno di qualche altro dato. Aspetti. Come si chiama? Io sono Agostini da Padova. Agostini. Ok, allora, Lorenzo, qualche altra domanda che serve per tracciare un profilo? Lui potrebbe entrare, fa i versamenti volontari, maturerà i 41 anni di contribuzione. Se è un lavoratore precoce, cioè se ha un anno di contributi prima dei 19 anni di età, lui può fare... Certo. Lui può fare la domanda di APE precoci, quindi andare a tutti gli effetti in pensione con 41 anni di contributi. Non APE. Ebbene, ho 58 anni, Quelle di 59 anni. precoci. Sì, precoci. APE precoci. A 59 anni. Quindi cosa gli consigliamo? Cioè se sta pagando i contributi li paga e poi quando matura i 41 anni va al patronato a vedere di aprire una pratica di pensione per la caratteristica del precoce. Va bene, signor Agostini? Grazie mille, arrivederci. Perfetto, a lei, buongiorno, grazie. Bene. È APE precoce, Renzo, APE socia e APE precoce. La stessa roba? Sì. No. Quello dice. No, è precoce e basta. È l'APE precoce, la differenza tra l'APE precoce e l'APE socia è che i criteri per accedere sono uguali, solo che con l'APE precoce vai a tutti gli effetti in pensione, mentre con l'APE socia hai un anticipo pensione per 12 mesi, mentre chi va col precoce ha la pensione ce l'ha per 13 mensilità. Allora, cosa resta poi? Zanatta, intanto prepariamo altre telefonate, 0422 1626 798, altri temi che dobbiamo dire ai nostri telespettatori oggi? Sempre entrando nello smantellamento della legge Fornero. Una norma che esisteva in questa legge era quella di bloccare per 2 anni la perequazione ai pensionati. È intervenuta la Corte Costituzionale, ha detto che non era costituzionale e ha abrogato quella norma. È intervenuto il governo e ha risarcito i pensionati col 20-30%. Ma per una tantum, no? Con sì, quell'una tantum che poi lì è rimasta. Un altro elemento importante era che la legge Fornero aveva stabilito una penalizzazione per chi andava in pensione con meno di 62 anni. Man mano è stata eliminata questa penalizzazione e quindi è intervenuto il legislatore ben 3 volte per eliminare questa cosa. Alla fine siamo arrivati a aver eliminato questa norma, ma quelli che sono entrati in questa norma nel 2012, 13, 14 si sono ottenuti il risultato negativo nell'applicazione di questa riduzione. Un altro elemento negativo che è subentrato nel tempo, ma in riferimento a quello che aveva fatto la Fornero, invece era che chi era nel retributivo nel 1995, che è entrato nel contributivo il 1° gennaio 2012, avrebbe avuto per il periodo del contributivo un doppio calcolo e veniva pagato il rendimento minore. Quindi la Fornero, in maniera molto arguta, aveva previsto che siccome il contributivo poteva dare un risultato migliore rispetto al retributivo, in questo caso sarebbe stato applicato il retributivo.
E questo è rimasto. C'è nel sempre stato... quello che si spende meno, mai quello che si spende di più. Certo, cioè poteva dare uno sconto cambiato, migliore per i conti dello Stato. Guarda, lo schema è molto semplice, hanno cambiato il sistema per dare pensioni più basse e quindi spendere meno, però hanno anche detto può darsi che col nuovo sistema per qualcuno la pensione venga fuori più alta, per quel qualcuno, per non fare torto, pur avendone diritto, va col sistema peggiore. Il vecchio. Col vecchio, chiaro? Quindi chiaro. è per questo che sì, dico un danno ovviamente all'eventuale. certo, cioè, ha fatto un danno agli uni e anche agli altri. Allora, telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Gabriele. Gabriele, prego, ci dica tutto. Niente, io volevo capire un attimo la mia situazione per quanto riguarda quando dovrò andare in pensione. Sì. Praticamente io ho 35 anni di lavoro, 53 anni di età. Sì. Dovrei arrivare a 41 anni di lavoro a 58 anni. Avrei diritto di andare in pensione o devo aspettare un'altra età? Dunque 53. Oggi no, a legislazione vigente No, devi fare ok. a legislazione vigente, quella di adesso, finché non la cambiano, perché un conto è i proclami, un conto è che la devono cambiare, finché non la cambiano, se resta quella di oggi, dovrai mettere insieme 44 anni e contributi e qualche mese. Esatto, ma se parlano di 41 adesso... Se parlano di 41, intanto non parlano di 41, ma parlano di 41 e 6 mesi, come ho detto prima. E poi ti dicono anche che i 41 devono essere tutti effettivi, senza contributi figurativi. Hai per esempio fatto il militare. Bisogna vedere se nella nuova versione il militare viene conteggiato oppure no, perché se ne fai 41 e 6 mesi e c'hai dentro il militare devi fare comunque 42 e 6 mesi, quindi alla fine arrivi là, bisogna aspettare, perché secondo me troveremo qualche sorpresa. Gabriele, infatti per quello siamo qua tutti i giovedì, no? Perché sennò... Quindi bisogna aspettare. Io seguo sempre, complimenti per la trasmissione e complimenti anche al sindacato che comunque vengono là e ci mettono ogni tanto anche qualche complimento ci fa bene, perché sempre ma parole. è sicuro, appunto, è sicuro Gabriele, no? No, allora, benissimo, è solo che gli abbiamo offerto caffè, non lo conosco, quindi dobbiamo andare in cerca dei soldi che noi abbiamo già pagato, è quello che sto cercando anche di dire. Certo. Non è che non ci sono i soldi per mandare in pensione la gente a 41 anni di contributi. Pertanto, secondo il mio punto di vista, il sindacato che diceva dovrebbero andare in cerca di incentivare chi deve pagare questi contributi. Cioè non ci possono essere cooperative, società, tizi, cali, caproni, api, no api, cioè che sia per tutti uguale. 41, che sia 41, per tutti. Che io devo andare in cerca del malato per andare in pensione 2 anni prima. Certo. Ma che cazzo di storia io qua? Cioè io ho lavorato 41 anni, ho mandato 3 figli all'università, non ho mai avuto aiuti da nessuno, adesso devo andare in cerca di uno per fare il badante all'età che ci avrò io, con tutto quello che abbiamo lavorato, un po' tutti, come tutti del resto. Cioè, anche a 60 anni è giusto andare in pensione, cioè uno che ha fatto 42 anni di contributi. Chiaro. E questo deve dire il sindacato, no, sei un'ape qua, un'ape là, un'ape su, un'ape là. Gabriele, grazie mille. Grazie mille, complimenti e un abbraccio forte ovviamente, ma questa mattina è diventato praticamente refrain, cioè tutti comunque dicono cose semplici, facili, sì. No? 41 sia tutti, però una cosa vogliamo ribadire, anche perché devi dare la certezza. Quota 41 è l'obiettivo del governo, non è che adesso c'è il governo quindi scatta il 41 e 6 mesi 41 e 6 mesi senza il militare, però bisogna aspettare, per quello che siamo qua tutti i giovedì, a capire che cosa cambia. Vuoi dire Paolino? No, bisogna capire cosa cambia, ma bisogna sapere anche quello che c'è, perché per esempio prima la Luisa parlava di 14esima, è chiaro che tutti quelli che l'anno scorso avevano meno di 1.000 euro lordi di pensione e avevano meno di 63 anni, quest'anno devono stare attenti se l'Inps gliel'ha messa la 14esima, perché l'Inps lo deve fare d'ufficio. Però siccome ci sono persone che hanno pensioni integrate, rispetto all'integrazione l'Inps magari non ha acquisito tutti i dati fiscali, ci possono essere anche situazioni in cui la persona ha diritto e non si trova infatti diciamo sempre tutti gli anni, 2 luglio controllate, no? 2 luglio controllate e il 4 luglio guardate se è di giovedì, se ci siamo qua noi e ci telefonate. Poi abbiamo detto più volte che può arrivare in ritardo, no? Anche, certo, quindi, ma a parte e poi è legata appunto al compimento del 64esimo anno d'età, per cui però noi faccio per dire, l'anno scorso
2017 abbiamo fatto circa 500 ricostituzioni, cioè di persone che ne avevano diritto, ma per i motivi che dicevo prima l'Inps non l'ha data. No? Chiaramente presentata domanda, l'Inps l'ha erogata. Magari uno compie gli anni a giugno, è chiaro che a luglio non trova la 14ª, ma la troverà l'anno prossimo. Se non la trova, pensa di averne diritto. Certo, ma perché è legato appunto ai mesi del... Un minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, torniamo in diretta 0422 1626 798, legge Fornero, annullamento, modifiche, insomma sapete che appunto questo è l'orizzonte dell'intervento per arrivare a quota 100, ma abbiamo sentito già poco fa da Paolino Barbiero che potrebbe essere con alcuni cambiamenti che non rientrano nel semplice titolo così bello di quota 41. Sentiamo la telefonata da casa, pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego. Buongiorno, io volevo portare il mio caso riguardo la mia, il discorso della pensione della Fornero e il discorso. Io sono del 52, con i contributi versati volontari entro il 92, con i 15 anni. Però siccome che lavoro in regola, perché qui si è penalizzato, chi lavora in regola viene penalizzato, chi lavora a nero viene premiato. Io purtroppo ho 66 anni e vado in pensione il prossimo anno con tutti i miei diritti acquisiti. Ma ha detto che ha lavorato 15 anni, signora? 15 anni con i contributi versati volontari entro il 92. Aspetti che consultiamo il computer, prego. Ha inserito tutti i dati. Aspetti signora, prego. Allora, sì, la signora ha ragione di lamentarsi. Sì, e tanto anche. Ho 66 anni e sono 6 ore alla settimana in regola. C'è una norma, intanto i 15 anni con i versamenti volontari che è nata, pensi un po', nel 1992, le permette di andare in pensione, ma non con l'età che era allora. Ho capito io. Con la legge Fornero, che mi pare sia l'articolo 15 bis, la Fornero ha fatto un'operazione di questo genere. Ha detto che queste donne, quindi solo per le donne, è riservato un particolare trattamento pensionistico a un'età inferiore rispetto a quelle ordinarie, diciamo, però dovevano avere due requisiti importanti. Uno era avere 60 anni di età nel 2012 e lei li aveva tra l'altro perché è del 52 e bisognava non prestare attività lavorativa. Cioè? Ma sono 6 ore alla settimana. Non lavorare. Ma gli sembra una cosa giusta, cioè una cosa scandalosa, un po' strano. Una cosa scandalosa. Però siccome sono intervenute... Di dov'è lei, signora? Pieve di Soligo. Siccome sono intervenute alla fine del 2017 delle modifiche, se lei poi mi permette prendo il numero di telefono dalla segreteria dell'Antena 3 e la chiamo, do un'occhiata a queste cose e perfezioniamo telefonicamente la cosa. Vediamo se queste modifiche la possono interessare. Va bene? Va bene, io avrei 19 anni di lavoro. No, quello non è un elemento, mi servono i 15, mi serve i 60 anni nel 2012 la chiamiamo, Lorenzo. E l'autorizzazione. Signora, la facciamo chiamare, va bene? Va bene, va bene. Sì, grazie. Grazie a lei, buongiorno. Abbiamo ancora pochi minuti. Opzione donna. Che novità ci sono? Allora, le novità è che... Tanto bisogna ricordare sempre che cos'è. Sì, che è un provvedimento che appunto permette alle donne di accedere al pensionamento prima dei termini di legge. Però bisogna avere determinati requisiti e questi requisiti vanno al 2015. Nel 2015, entro il 31/12, bisognava avere 35 anni di contributi e l'età che era sino ai 57.
adesso si può ancora usufruire di questa opzione con l'aumento dei 3 mesi della speranza di vita, quindi 57 anni e 3 mesi. Però ricordando, e qua come dice Barbiero, fare molta attenzione e fare il calcolo, perché questa pensione verrà calcolata esclusivamente contributiva, quindi anche per coloro che avrebbero avuto diritto o al misto o al retributivo, sarà tutto contributivo. Sarà tutto contributivo, e quindi far conto di questo tenendo anche presente a memoria i famosi, come vedeva prima, il coefficiente di calcolo che è andato via via diminuendo. Quindi è una decisione che spetta alle donne e da un attimo da valutare. Ecco. Certo, tra l'altro certo. il sistema del calcolo della pensione contributivo è un problema che riguarda chi dovesse scegliere l'opzione donna in questo caso, ma è un problema che riguarda tutte le nuove generazioni, certo. perché hanno il calcolo di quel sistema, per cui noi come sindacato da anni stiamo chiedendo che venga rivisto quel sistema, e per fare in modo che i coefficienti garantiscano una pensione pubblica che sia almeno sopra il 60%, sapendo che poi un altro 10-15 te lo puoi costruire con i fondi integrativi che tutti i contratti nazionali ormai hanno concretizzato negli ultimi 20 anni. Quindi per dire, noi ci occupiamo di chi è in pensione e di chi è vicino alla pensione, ma nel farlo abbiamo anche un occhio lungo su tutti quelli che ci devono andare, perché altrimenti quelli che oggi magari si lamentano perché hanno pensioni basse, se non si cambiano questi meccanismi di coefficienti perversi, quelli di domani avranno pensioni ancora più povere, quindi noi avremo un paese che andrà a impoverire i pensionati di più di quelli che già oggi abbiamo in termini di pensionati poveri. Non era giusto però passare al contributivo, no? Si diceva anni fa. È giusto passare al contributivo, perché il contributivo ti dà la pensione in base ai contributi. Certo, esatto. Il punto vero è che se metti i coefficienti di rivalutazione molto bassi, è chiaro. Alla fine sarà bassa comunque. Alla fine si abbassa, certo. Quindi il contributivo permette che non ci siano furbizie, ok? Perché con il retributivo mi pompano lo stipendio negli ultimi mesi, no? O diventavano tutti generali, esatto, o passavano certo. tutti di categoria. Perché si basava sullo negli ultimi stipendio. anni tutto lo straordinario se lo facevano mettere in busta paga e prima andava bene che lo mettessero in nero. Oppure penso ai lavoratori autonomi che, come si dice, per 30 anni dichiaravano il minimo studi di settore 14-15 mila euro, quelli che è il limite attuale, poi va a vedere gli ultimi 5 raddoppiavano. Uno si dice: ma come mai negli ultimi 5 anni uno raddoppia il reddito puntualmente? Perché chiaramente in quei 5 anni pagavi anche un po' di più, perché facevi una rendita pensionistica più alta che poi ti viene pagata per 20-30 anni non avendo prima fatto i contributi. Cioè c'erano sistemi previdenziali che permettevano questa cosa qua, ed è chiaro che noi non è che ce la prendiamo con la singola persona, perché poi ognuno quando criticava la cosa, se non toccava a lui, ma se toccava a lui l'avrebbe fatta. Certo. Vanno invece cambiate le regole. Il contributivo è corretto perché non permette a nessuno di fare speculazioni. Il punto vero è che i coefficienti sono troppo bassi. Danneggiati invece, no? Noi eravamo nel contributivo fino al 69, siamo entrati nel retributivo perché era un trattamento migliore e ci siamo entrati e insomma siamo durati fino al 1995. Poi però nel 95 hanno vincolato il contributivo al PIL, e questo è il problema. O cambiamo sistema o facciamo crescere il paese, quindi cresce anche il PIL, altrimenti le pensioni, come diceva Paolo, stanno affondando. Certo. In presenza di una popolazione anziana. Tra l'altro appunto il saldo demografico dice che comunque anche avendo l'opportunità di creare tanto lavoro, se poi ci sono persone che non vanno diventa complicato, quindi perché poi c'è la disoccupazione, ci sono lavori, come diceva bene prima uno spettatore, sottopagati, e quindi se sono sottopagati c'è anche poca contribuzione, perché poi alla fine noi parliamo del disoccupato, ma ci sono occupati poveri, cioè quando uno lavora e prende meno di 1.000 euro è un occupato povero. Telefonate, 40 ore. Sentiamo l'ultima perché poi è quasi finita. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Sì, buongiorno, io mi chiamo Renato, ho 64 anni e ho cominciato a lavorare a 14 anni, però i contributi
Contributi? Sì, contributi, ho cominciato a pagarmeli a 25 anni. Io ho perso gli 11 anni. Sì. Ho fatto la domanda l'anno scorso per lavori usuranti, perché io facevo gli ultimi 11 anni, dal 2001, lavoravo in un magazzino che faceva autista e magazziniere. Quindi ho fatto la richiesta per lavori usuranti di autista e magazziniere. Sulle buste paga sempre scritto autista e magazziniere, sul contratto di assunzione lo stesso. Ho fatto la richiesta, scartata 2 volte, motivo dove scrivono non so cosa, che lavoro facevo là a Roma o non so dove, c'è scritto che io facevo autista di mezzi leggeri e taxi. Quindi me l'hanno scartata. Cosa succede? Allora succede che questa norma sui lavori usuranti è regolata dai codici vari che esistono nelle varie attività. E lei sarà sicuramente assistito da un patronato, presumo, no? Sì. Boh. E il patronato cosa le ha detto? Sono andato da una parte la prima volta, mi hanno detto, mi ha scartato, tramite mia figlia sono andato... Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Sono andato da un altro signore giù a Treviso e ha fatto una domanda diversa dall'altra. E mi è arrivato ieri la risposta che me l'hanno scartata, come ha detto lei, per il numero sbagliato. Però se io sulle buste paga, sul contratto di lavoro... C'ho scritto magazziniere, perché mi hanno... Sì, ho capito. Scritto è una autista cosa magazziniere e lì è scritto che invece autista. faccio autista di veicoli leggeri e taxi. Chi è che ha sbagliato e chi è che paga? No, lei si faccia dare esattamente il numero di codice che le è stato attribuito. In questa maniera, da quel numero si può ricavare esattamente l'indicazione di che tipo di attività aveva e che tipo di attività le è stata accreditata. Però o lo fa e va all'INPS e glielo chiede un appuntamento e basta, oppure va alla direzione provinciale del lavoro e là hanno tutti gli elenchi dell'Istat con la classificazione delle varie attività. Col codice quindi, no? E dal codice si può risalire. Io andrei a approfondire. Il codice che mi hanno scritto... Il codice, diceva Renato, dove lo trova? Il codice che mi hanno messo loro significa autista di mezzi leggeri e taxi. Non neanche magazziniere, solo autista di mezzi leggeri e taxi. È già il codice quello che ci stavo dicendo. Io sono stato iscritto, quindi niente da fare. È scritto così. Niente da fare? Ma la chiave sta nel codice in sostanza. Il codice indica questo. Se la busta paga non è corretta, non corrisponde all'effettiva attività lavorativa, insomma bisogna far coincidere queste due cose e fare la scintilla. Allora Renato, ci perdoni ma dobbiamo chiudere, quindi così consigliamo di andare... io continuerei ad andare nel patronato dove l'hanno assistito e vado avanti con l'accertamento. Grazie Renato, buona giornata a voi per essere stati con noi, a chi ci ha seguito da casa. Ricordatevi, 18:30 ricominciano i nostri telegiornali, poi c'è 20:10 col segretario del Partito Democratico Alessandro Bisato ospite questa sera. Grazie e buona giornata. Grazie.